Se osserviamo la base di un cervello che è appena stato prelevato da un cranio, si può in effetti vedere ben poco del mesencefalo. Tuttavia, come ho dimostrato nella mia lezione della settimana scorsa, se si distaccano delicatamente le parti inferiori dei lobi temporali, si può vedere la parte superiore della radice del cervello. Questa cosiddetta base del cervello è composta da mesencefalo, da una protuberanza tondeggiante chiamata ponte di Varolio e da un gambo che si assottiglia verso il basso chiamato midollo allungato, il quale fuoriesce dal cranio attraverso il foro occipitale e naturalmente diviene il midollo spinale. Ci sono domande prima che continuo? I have one question, Dr. Frankenstein. Si legge Frankenstein. I beg your pardon? Il mio nome si pronuncia Frankenstein. But aren't you the grandson of the famous Dr. Victor Frankenstein, who went into graveyards, dug up freshly buried corpses, and transformed dead components and... Sì, 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 sappiamo tutti quello che faceva. Ma io preferisco essere ricordato per il mio piccolo contributo alla scienza e non per la mia accidentale discendenza da un famoso coglione. Now, if you